Rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal presidente USA Donald Trump e unendosi a quanto affermato dal presidente dei vescovi USA, ricorda che il Papa non è una controparte politica, ma il successore di Pietro chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace. In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità. Le chiese che sono in Italia rinnovano al Papa vicinanza e affetto, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero. Così la CEI, dopo il duro attacco di Donald Trump nei confronti del pontefice, parole che ha fatto sue anche il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. E mentre la Chiesa e la politica si schierano al fianco di Papa Leone, i cittadini criticano aspramente il presidente americano. È un attacco duro, sì. Dal personaggio si può aspettare questo e altro, perché se avevano fatto un posto che lui era Papa e l'ha fatto diventare Papa lui, ha detto. Pensa che in che mani siamo? Che Trump non merita niente. E un'altra cosa, se avete osservato, Trump non è mai venuto in Italia da quando c'è il Papa nuovo. Una vergogna, veramente, a me non piace tanto quello. Che sia un Papa non credo che a Trump importi molto, è qualcuno che lo ha contraddetto, per cui non ammette una cosa del genere.